Io che vengo al mare, effettivamente anche solo dirlo è strano. Per il secondo anno di fila abbiamo organizzato la cena di fine stagione, alla quale partecipano tutti gli amici del solito gruppo delle gare. E quale migliore occasione per farsi una pedalata partendo da Vicenza fino ad arrivare qui, al mare, a Caorle. Che figata! Dispersi nelle praterie vicentine. A proposito di Vicentine, ormai siamo già a Vicenza, la prima tra le 3 province che attraverseremo con la pedalata di oggi: Vicenza, Treviso, Venezia. Venezia che non toccheremo direttamente ma indirettamente, perché la direzione di oggi è Caorle. Il percorso dovrebbe essere molto fuori dal traffico perché utilizzeremo la Treviso-Ostiglia, la ciclabile molto lunga. In parte no, la salteremo perché in fondo è sterrata e non so come sia. Noi ovviamente siamo in bici da strada e quindi meglio non rischiare. Vamos! Abbiamo passato da poco Camisano Vicentino, fino a qui tutte strade principali, ma l'avevo messo in conto per andare via veloce e essendo partito presto ho evitato anche il traffico, quindi sì, strade principali ma senza macchine. Siamo al chilometro 30, quindi in teoria entro un chilometro dovremo entrare in ciclabile e rimanerci per un bel po', quindi direi top. Voi dal video potete vedere i paesaggi, vedere le immagini, ma non potete sentire il freddo. Io vi assicuro che fa un freddo porco, ma siccome abbiamo grinta, suonano le popete! Nel frattempo un po' di gravel bike con la bici da strada. Strada bianca ma super scorrevole, super battuta. Molto meglio di tante strade asfaltate che abbiamo. Destra, sinistra e via. Perfetto, siamo entrati in ciclabile, la Ostiglia Treviso, Treviso Ostiglia che dir si voglia. I matematiche insegnano che scambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia. Ci togliamo un po' di strada velocemente. Ah, che belli camolotti d'inverno. Fino a Treviso, dove troveremo Nicolò, che è il ragazzo che mi ha aiutato un po' all'ultima gara. Se vi siete persi il video di quella gara, beh, andate a vedervelo perché merita. Dunque, posso dire nella mia vita di averne fatte un po' di ciclabili e forse la più bella rimane quella della Valsugana per il contesto in cui si trova. Ma questa, considerato che è in mezzo ai campi e che non ha niente, è veramente pazzesca. Però, c'è un però. Oh! Ecco, questo è un però. Diciamo che, ok, la GoPro è stabilizzata, quindi questa cosa non la vedete, ma vi assicuro che è ricoperta di foglie ed è molto bello sto foliage qua, tutto bello giallo, i colori dell'autunno. Il problema è che sotto le foglie si nascondono le crepe dell'asfalto per colpa delle radici degli alberi. Quindi diciamo che non è proprio top di gamma come cosa, nel senso che se vi distraete, soprattutto in bici da strada, potrebbe essere un problema, bisogna stare molto attenti. Se siete in gravel o mountain bike non ci sono problemi, però ecco, con la bici così rigida magari ogni tanto vedete gli occhiali che saltano.
L'idea adesso è di arrivare in un paese il cui nome è importante che sia scandito come si deve. Piombino Dese. Una volta arrivati lì prendiamo in mano il telefono, telefoniamo al nostro gregario di fiducia per oggi e gli diciamo di venirci un po' incontro. Che figata! Signori, è arrivato quel momento. Pronto? Ciao Fratma, sono ormai nel paese dei Piombini. Dei Piombini? Sì, paese dei Piombini. Adesso parto da casa. Dai, ci becchiamo. Ciao bello. Adesso è finita la pacchia. Superato Campo San Piero, siamo all'Oreggia. Potrei vederlo arrivare da un momento all'altro e qui la sfida si infiamma, i motori si scaldano, la grinta viene fuori, giusto? Ma io penso invece che quando ci troveremo faremo una pausa bar. A parte gli scherzi, siamo al chilometro 51, quindi più o meno ne mancano 35. No, sì, magari. A parte gli scherzi, siamo al chilometro 51, quindi ne mancano 85/90 alla destinazione. La temperatura adesso è ottima, siamo nell'ordine dei 10 gradi, quindi in pianura è perfetta, veramente, si sta da Dio. Ho fatto un bel cambio guanti adesso e non c'è nulla che possa fermarci. Il pompiere paura non ne ha. Caldo, caldo, caldo. Avevo caldo. Aspetta che mi cavaso. Ah. Perfetto. Ragazzi, abbiamo attraversato anche Padova, quindi siamo vicini all'Islanda. Allora le province sono 4 e non 3 perché c'è anche Padova. Lo sapete che sono ignorante con ste robe. Anche alla Miami ho sbagliato di brutto, ma insomma fatevene una ragione, altrimenti cambiate canale, va bene? Abbiamo recuperato il capitano, oggi tira lui, ha detto, fino a Caorle. Tra poco siamo a Treviso, tra poco è un po' un eufemismo, sono 22 km. Però a Treviso in teoria ci fermiamo a bere un caffettino perché ho bisogno di una ricarica, siamo al chilometro 62. Ci siamo trovati a Badoere, posto in cui termina la Treviso-Ostiglia per quanto riguarda la parte asfaltata. In realtà appunto arriva a Treviso ma diventa sterrata, quindi con la bici da strada meglio di no. Ormai siamo a Treviso centro e come potete vedere intorno a me inizia il delirio di traffico, quindi adesso sto più attento possibile e metto giù la telecamera. Avete presente quei video delle strade in India dove ognuno fa quello che vuole, contromano, doppi sensi? Più o meno uguale. Il rischio di fare un incidente qua, la probabilità è sopra il 100%. Questo ho parcheggiato in ciclabile. Bello. Al giusto premio dopo gli 80 km che abbiamo fatto. Passato da poco il centro di Treviso ci siamo fermati per una sosta bar utile ma soprattutto necessaria. L'idea era quella di fare una traccia di circa 140 km, 135 come vi avevo detto, e passare per San Donà di Piave e tutti quei paesi là, insomma, dove corro anche di solito a fine stagione. Il signorino qui ha detto: ma e se invece passiamo per Jesolo e ci facciamo tutto il lungomare? Cosa dici? E che fai? Gli dici di no? Quarto d'Altino, Nicolò, che è più o meno di queste zone, mi ha detto che questo è l'ultimo paesino dove possiamo trovare qualcosa da mangiare e quindi adesso cerchiamo un supermercato, un baretto, qualcosa, se no rischiamo la crisi di fame oggi. Chi è che entra al supermercato con la bici? Grazie. Cosa prendiamo? Dentro la Conad, focaccia, coca e la fame chimica non arriva più. A few moments later. Io e Nick stiamo barboneggiando qua per terra. Il nutrizionista cosa dice? Che è tutto in linea.
È tutto in linea, soprattutto noi siamo in linea. Dopo secondo me comunque la crisi di fame la tiriamo sullo stesso. Ringraziamo il Conad per il servizio ineccepibile, sempre una garanzia, ci ha salvato. Il problema è che nel giro di 15 km abbiamo fatto craffe e cappuccino e focaccia con le cipolle, Coca-Cola e caramelle. Vi dirò che un pelino di bruciore di stomaco c'è. Porca! C'erano 2 buche. Bella idea. Strafigo, siamo in riva al mare, abbiamo il mare qui di fianco, la strada qui è bella ghiaiosa, battuta, però con la bici da strada si fa lo stesso. Qui è il famoso posto dove hanno scritto la poesia "Se questo è gravel". Tra tutte le tragedie e le idee sbagliate che abbiamo avuto oggi, ne è successo un'altra. Regia, per favore, mi può cambiare? Problemi! No. Problemi! Ah, si è rotto il filo del cambio. Il motore! È il motore! Adesso regolo il fine corsa per non avere l'ultimo proprio, magari il penultimo. In qualche modo si arriva. Per fortuna che fai il meccanico, zio. Raga, è un miraggio. Oddio che bello. Dopo 160 km. Non pensavo che l'avrei mai detto, ma che bello vederti, mamma. E in qualche modo a destinazione ci siamo arrivati giusto in tempo per goderci un po' di Sunset Lover.